Una nuova legge che andrà a sostituire il piano Casa Ter e quindi una legge che parte da quanto di buono ha fatto il piano casa nel corso degli ultimi anni, ma anche di una sua necessaria rivisitazione. E quindi una nuova legge che mira a un progetto di qualità architettonica all'interno delle città insieme all'efficientamento energetico degli edifici che si vanno a costruire. È la qualità l'obiettivo di questa legge, riuscire a far sì che i nuovi edifici abbiano efficientamento energetico, abbiano attenzione all'economia circolare, abbiano anche la qualità architettonica. E per far questo naturalmente c'è bisogno di coraggio anche da parte delle amministrazioni locali di intraprendere questa nuova strada. C'è poi la sfida dei crediti della rinaturalizzazione. Crediamo che il paesaggio veneto sia un patrimonio assoluto che deve essere recuperato attraverso la valorizzazione di quegli edifici che ormai non sono più funzionali e che attraverso i crediti della rinaturalizzazione potranno essere demoliti e riconvertiti in volumi all'interno delle nostre città. Questi sono i due grandi obiettivi di una legge che sono convinto in aula avrà ancora il tempo di essere migliorata, ma dà l'idea che a partire dai primi di aprile si possa costruire in Veneto, si possa continuare a costruire in Veneto, ma con nuovi indirizzi, con nuovi obiettivi dove la qualità è il primo fra tutti. Lo chiamerei il piano delle deroghe perché ci sono troppe deroghe alle norme sull'urbanistica, sull'edilizia. Vengono estesi i benefit non più ai titolari di case, di residenze, ma anche ai capannoni, e anche questo a mio avviso non va bene. Di fatto vengono esautorati i comuni, i consigli comunali, i sindaci dal potere di pianificare urbanisticamente l'edilizia nei loro comuni, perché di fatto c'è un centralismo veneziano dove la regione decide al di sopra dei comuni. Andrebbe tutto condizionato all'efficientamento energetico, che è una cosa fondamentale oggi quando si parla di cambiamenti climatici e dei disastri che il clima che sta mutando sta creando nei nostri paesi. L'altra cosa che assolutamente non ci piace di questo piano deroghe è la possibilità di ampliare gli edifici anche in zona agricola, non solo per gli agricoltori ma anche per i semplici cittadini che hanno una casa in zona agricola. Con questo piano andiamo a creare ulteriori discrepanze e trattamenti nei confronti dei nostri cittadini, creando cittadini serie A e cittadini serie B. Perché? Perché i cittadini che hanno fatto la casa prima del piano casa hanno dovuto seguire tutte le norme, pagare gli oneri, avere l'autorizzazione del comune e seguire gli strumenti urbanistici. Adesso invece abbiamo chi arriva grazie a questo strumento può fare di tutto e di più.